Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah. Guten Morgen. Ah. Guten Morgen. Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dimmi una cosa, ma a Castellammare si è parlato tanto tempo fa, c'era un castello dove dicono che compare sempre un'entità, anzi due entità, un ragazzo morto e una ragazza che erano due fidanzati, è vero sto fatto? No, io Dicono tante coppiette si mettono vicino a sto palco. io neanche stato apposta, andavo là con la mia ragazza. No, ma tu mi puoi spiegare perché dicono che porta sfortuna quel posto? No, dicono però per esempio No, aspetta un attimo, non scherzare adesso, perché a me mi piace scherzare, però adesso stiamo parlando un attimo seriamente. Sì. Dicono, perché sono venute alcune coppie a casa mia, no? Che dicono che hanno posteggiato la macchina in quello spazio, dicono che all'improvviso hanno sentito come la macchina che si muoveva sotto, cioè come sotto alle ruote della macchina c'era qualche cosa che vibrava. Si muovevano le macchine impazzite. Una cosa è di certo, una cosa è di certo, che tutti e due si sono lasciati con la ragazza. Te lo giuro, credi. Mamma mia. Cioè, dicono che porta molto sfortuna quel posto, perché dice che il padre di lei non voleva che si prendesse a questo ragazzo. E allora che cosa è capitato? Loro andarono proprio vicino a questo caseggiato, no? Dove c'è anche il ferro, capisci me? E il padre andò con il fucile, prima ammazzò il ragazzo e poi la ragazza vide il ragazzo a terra, appunto che cade a terra, che lo colpì proprio al cuore. Il ragazzo aveva un coltellino appeso al lato del pantalone, se lo ficcò nel suo cuore e cadde sul suo ragazzo. Quindi è un amore tragico, perché vibrava.
nell'amore bisogna fare attenzione. Nell'amore bisogna capire se veramente l'ardore è così potente che può bruciare la fiamma del cuore. Se nell'amore non c'è assolutamente la forza di due esseri che si fundono, non potranno essere mai plasmati a livello di fondazione e niente si può costruire sul già costruito. Socrate. 7 sugli spiriti e 7 sulle voglie. Infatti dopo 7 anni il canto decede. Al 7° biennale succede sempre un qualcosa. Come ricetta la formica vicino a un formicone? Dice: portami la cioccolata che ce lo conserviamo per l'inverno. Però a formica l'intelligente che fece a cioccolato su questo chiuso a una parte e il formicone che è grande non poteva entrare più nel contesto della formica, quindi automaticamente si moriva di fame perché la formica, essendo più piccola, voleva diventare più grande. 7 sugli spiriti e 7 sulle voglie. Infatti dopo 7 anni il canto decede. Al 7° biennale succede sempre un qualcosa. E alle volte io questo mi domando, se i morti siamo noi oppure sono loro i vivi. Ecco, questa è una domanda che mi riservo sempre io personalmente, se in realtà i morti siamo noi oppure loro sono i vivi. 7 sugli spiriti e 7 sulle voglie. Infatti dopo 7 anni il canto decede. Al 7° biennale succede sempre un qualcosa. 7 sugli spiriti e 7 sulle voglie. Infatti dopo 7 anni il canto decede. Al 7° biennale succede sempre un qualcosa. La signora è come sa pigliando la tua voce. La signora è come sa pigliando la tua voce. Diceva che parlo io, Quando il mosso la bocca, lo dicevo io. è una mano, è una Dicevo come un maiale. e non ha posato ancora. Non ha posato ancora. Bella carina, non beve. Vabbè. Che carina. Cosa ci interessa a noi? Ah, sì. Oh, all'imala, maiala. Fanno i versi, non bene. Come? Mi fanno i versi. Come? I versi dello maiale lo fanno. No, fanno proprio la voce lo porco. Con la poesia. I versi, la poesia. Oh, fanno la voce lo porco. Che significa la voce che mi sto facendo voi, mo? Fanno così. Ma Alberto ha detto fanno i versi, è una poesia. Sì. Fanno i versi poetici. I porco fanno i poesie, così è. Ma per lo sacci, ma sto dicendo. E lo faccio fatica, ma fanno un po'. No, non beve. No, non beve. Se noi gli fanno No. un maiale, dove sta passando poi? Come siete belli! Signora, è come sa pigliando la tua voce. Dice, adesso fa la voce lo porco. Dove sta? Adesso fa la voce lo torna, non ti ricordo che fai. Ah, Don Peppe. Ma chi si è dovuto? A un momento, così abbiamo Antonio e Giuliano. Ancora da Giuliano. Stavo essere Giuliano. Antonio, buonasera. Ah, non è Ho Giuliano. fatto caglia a capo parlando proprio. Non è Giuliano, non beve. Stop squeak. Sì, è la mamma che va. Sì. Ah, fango culo. Vabbè, va appiccicato. Va appiccicato sempre, lo Non si è appiccicato. sconnacciato, ma sta facendo la voce ferma, dove? Ma lo appiccicato sempre, lo appiccicato. Martino, Già, chi è? basta andare allo stato, non faccia sto cazzo. Non beve. Sto microfono aperto. Come?
Non mi si sta che stava la ragazza giusto, presidente. Ehi, l'avevo messo, non levate. Don Peppe. Non spostate. La signora è come sta vegliando la tua voce. The sexual situations in the following adult feature are shown for entertainment and informational purposes. We highly recommend that individuals follow the Surgeon General's accepted guidelines for safe sex, which are monogamy and/or abstinence, or at a minimum the use of a condom combined with a selective choice of sexual partners. We hope that you find the following feature an enjoyable stimulation to your adult practice of safe sex. Thank you. Allora signora, cosa posso fare per lei? Beh, come dicevo alla signorina, devo andare a una festa e mi sono accorta che queste scarpe non vanno molto bene. Si accomodi. Si accomodi. Si accomodi. Si accomodi. Si accomodi. Alla signora ci penso io. Che siete sposati. Ma come? Non ti ricordi? Alla festa avevo conosciuto quel ragazzo fantastico che scopava come un toro. Sempre fine la ragazza, eh? Vi adoro quando fate così. Mamma mia che racconto eccitante. Lo sai, mi fa impazzire. Ma signor Mario, la prego, mi mette più barato. Lo so, però mi sei entrata nel sangue. La prego. Senti, vieni, andiamo nel mio. C'ho bisogno che prenda un po'. Oh, si è macchiata. Merda. Mi dispiace. Non fa niente, non è grave. Vado subito a cambiarmi la camicia. Dai, Silvia, dici tutto. Cosa? Sappiamo bene come ti guarda il tuo principale. Ma come fanno a saperlo? Sei stata tu a dirlo. Io? Sì, adesso se la prende con te. Lo sapevamo già. Ah, in effetti avrei un sacco di cose da dire su di lui. E allora, che cosa aspetti? Sono tutta orecchi. Mamma mia che racconto eccitante. 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 Sono sicurissima che quello stronzo ha un amante. Ma in fondo la cosa mi fa quasi piacere. Mamma mia che racconto eccitante. Federico, che cos'è sto rumore? Da dove chiami? Da Napoli. E a chi è? Ma che cos'è sto rumore? Io non lo so, aspetta un attimo. È inutile che diciamo televisore vicino al telefono, cioè siete sordi, ci vuole un otorino. Vuoi un consiglio mio? Allora, per questo fatto della musica orchestrale nelle tue orecchie, perché tu tieni come, per esempio, ogni tanto, quando ti viene questo rozio, fammi la cortesia, prendi la Bibbia e dici: Dio, aiutami, toglimi questo fastidio. Sordità. Come? Otorino, ci vuole un otorino. Andiamo in sala otorino. Non ho capito.
guardi, io non capisco lei che cosa vuol dire. Perché voi appena toccate il sesso di vostro marito si gira più lato lato. Sapete da cosa dipende? Sì. Che non si sente buona. Quanti anni avete voi? Sì, quando hanno tengo 72 anni, io tengo 73 anni. Come vi chiarire, figlio mio? Ma io non penso proprio, figlio mio, tu fatto il cacchio. Voi toccate, ma che toccate? La mozzarella moscia? No, mi scusi, allora, il fegato? Sì, ce l'ho rovinato. Ma lei beveva alcol? Alcol. Capisco. Si è fatto una disintossicazione? Sì, però non adesso. 6 mesi fa. Si è fatta le analisi per controllare un po' le transaminate? Sì, tutto a posto. Quando c'è i valori, quali sono delle transaminate? Non vi so dire adesso. Sordità. Come? Sordità. Otorino, ci vuole un otorino. Non ho capito. Dal sessuolo. Sì. Dal sessuolo. Gli spermatozoo tuoi che valore avevano? Ma aspetta. Dovrebbero essere 2800, lo sapevi? Tu sai, se una persona ha 1800 microorganismi, no? Cioè a livello di valori non potrà mai avere dei figli, perché è un soggetto che entra al 40% della forza simultanea appunto di procreazione. Avevo fatto dei valori, l'ho trovato. Qua c'è scritto dopo 20 dell'egulazione. Come? Egulazione. Eculazione? Sì, il 90% è uguale a... Come stava scritto? Leggi preciso. dalle eiaculazione. Eiaculazioni? Sì, Perfetto. il 90% dei nemaspermi è immobile. Della? Io non sento. Lo so, c'è qua dei nemaspermi è immobile. Il martello è immobile? Sì. Sordità. Sordità. Come? Sordità. Otorino, ci vuole un otorino. Non ho capito. Vorrei sapere la salute di mio marito, E che c'ha? che c'ha dei problemi neuropsichiatrici. Vi ha dato una cura a vostro marito? Esattamente. Vogliamo vedere se andrà a migliorare. Questo devo sapere. Mamma mia, io non ho qui una macchina, un pap test che posso fare il test. Gli occhi, per quanto concerne, vedo un fatto di pressione pure. Vedo la pressione e alle volte vedete un po' formicolato, come si vuol dire. Signor, io non posso fare una diagnosi, io non sono un laureato in medicina né un diplomato, però le posso dire che vedo delle difficoltà e deve andare dal medico, però le cose si potranno risolvere. Per quanto concerne, c'ha un pochettino lo spirito inquinato. Sordità. Sordità. Come? Sordità. 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 Come? Sordità. Otorino, ci vuole un otorino. Andiamo in sala otorino. Pronto? Chi sei? Senti. Non ti sento, mi dispiace, non ti sento proprio. Pronto? Puoi alzare un po' la voce? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Signorina, buongiorno. Signorina? Pronto? È pronto, sto qua, sono pronto da 3 ore. Signorina?
Ho visto la Madonna il giorno 11 di febbraio e mi ha detto pregate per la pace, fate delle processioni e portate gradioli. Come ti senti? Meglio? Adesso ho il cervello un po' nebbiano, però sto un po' bene. Adesso sto benino. Bene, mi sono ripreso, mi sono svegliato. Mi manca mio padre. Ho paura che scoppia la guerra, io sto lontano, in Sicilia, e non riesco a fare più il colloquio, non vedo mia madre, non vedo mia sorella, non vedo nessuno. Tu e la tua famiglia quant'è che non la vedi? Io non l'ho mai vista. Non l'ho mai vista quando sono qua. Perché? Posso chiederti perché? Mi è mancata mia mamma. Si è morta. Tu adesso qui come ti senti oggi? Un po' meglio? Angoscioso, tutti angosciosi ci sentiamo perché siamo stati poco. Fai parlare lui, dai. Che lui ancora non ha detto niente. Dimmi tu come ti senti. Dimmi quello che vuoi. Ragazzi. Ti manca la ragazza? Dopo. Non manca che manca. Ce l'avevi fuori? No, adesso. E da quant'è che non la vedi? Sono 3 anni. Pensi di vederla, vero Giorgio? Sì. Quando pensi di uscire? Oggi. Subito. Da fare una bella vita, guarda, per quanto è bello che esiste Dio per tutto il mondo. Scusa, sei la basta, capire, vai a film. Scusa, sei la basta, capire, vai a film. Quando accendi una candela bianca in casa, che tu devi sapere una cosa, che i morti, stando nell'altra dimensione, stando nel buio, quando tu accendi una candela davanti a un morto, non la luce elettrica ma proprio la candela, sappi una cosa, che loro, quella si chiama fiamma eterna, no? Perché loro sono luce, però stanno nel buio, e allora riescono a vedere solo la luce, ma non la luce elettrica, la luce eterna, la candela incerata, il lume, lumino praticamente. Devi accendere più spesso delle candele bianche in casa e pregare un pochettino ai defunti, perché specialmente alle persone care che hai perso. Antipas, Life, Progress, Guanala, una la wena, la wena, i momoi dimensione, della tutta mia Hara. Senti, ma la tua casa è molto ma molto fredda, eh? Figurati che passa il vento sotto le sarracinesche. Perché no, in questo momento no, ma vedo che c'è molta ariata all'interno. Senti, potrei fare un esperimento questa notte. Io vorrei entrare in casa tua, è possibile? Io ti toccherei solamente o un
chiede o diciamo fare un esperimento di... Io vedo come una casa vecchia o un cunicolo che diciamo scende sottoterra e c'è un rudero vecchio, è una specie di cunicolo, una casa vecchia. Mi permetti di arrivare fino a te con la mia forza? Guarda, io ti sfioro solo per sentire il mio alito. Tiziana, ma al limite ti potrei solamente fare un cuffio leggerissimo. Che cos'è quell'uomo? Vedo un uomo che ti ha lasciato. Antonio, chi è? Chi è che ha la punta di lancia? Che cos'è? Un attimo solo che devo sviluppare, Antonella, perché c'è come un'entità vicino alla tua abitazione. Antonella, ma tu senti qualche rumore strano di notte? Non so, Antonella. Senti, in questo momento io vorrei sapere se in casa tua c'è come una cosa particolare che io riesco a travedere come un oggetto, sai quei bambaci di sarebbero pupazzi, tipo peluche, ce l'hai? Sto nella tua abitazione, è bianco? Sì. Senti Michela, dimmi una cosa, se avverti un alito leggero di freddo vicino alla tua guancia destra, toccati con la mano, vedi un attimo, la tua mano è fredda. Cioè, toccando la tua mano sulla faccia destra, sul lato della destra, senti che la mano è più fredda? Tocca e vedi. Io devo saperlo perché sono degli esperimenti questi. Antipass, Life, Progress, Wanala, una la wena, la wena, i momoi direzione. Momoi direzione. Punta della punta Mea Hara. La situazione è drammatica. Signori, la magia esiste. Signori, la magia è un qualcosa che si deve saper praticare. Per me magari dopo anni di esperienza, perché a sole 25 anni veramente devo dire che io sono arrivato a scoprire delle cose veramente occulte, veramente tremende. Riesco ad entrare ed uscire da ogni corpo se desidero. Odio a chi pratica il voodoo. Antipass, Life, Progress, Wanala, una la wena, la wena, i momoi direzione. I momoi direzione. Punta della punta Mea Hara. Punta della punta Mea Hara. Punta della punta Mea Hara.